Ma siamo riusciti ad arrivare alla premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso che prevedeva il ricordare passando dalle pietre d'inciampo, quindi un ricordo della giornata della memoria, della Shoah. Hanno partecipato 3 istituti scolastici diciamo, sono stati premiati anche con una menzione speciale. Quello che è stato importante, e l'ha ricordato la Presidente Scatto, è che comunque li abbiamo visti in presenza e quindi abbiamo potuto vivere anche le loro emozioni con il corpo insegnanti, e un ringraziamento speciale va dato perché ci hanno fatto rivivere quelle memorie che i testimoni o i figli dei testimoni ci hanno passato, di quelle giornate e di quegli anni così dolorosi che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, per non rincorrere negli stessi errori, non solo, perché ci hanno consegnato comunque una democrazia forte e noi questa democrazia dobbiamo riuscire a rigenerarla partendo proprio dalla storia. Oggi veramente è stato bello, lo ribadisco, vedere i ragazzi in aula anche non solo per una questione di ripresa di quella che è la normalità, ma anche perché hanno testimoniato con la loro presenza l'importanza del loro apporto, della loro partecipazione a quella che è la vita del nostro Paese. Sicuramente è importante non dimenticare, ma io ho ritenuto, infatti ho innovato con un progetto di legge, la legge numero 5 sulla Shoah, perché non deve essere la memoria sulla Shoah neppure un esercizio di stile, e cioè bisogna conoscere, bisogna che le nuove generazioni conoscano la cultura ebraica per capire appieno quello che era l'intento e che è stato l'intento, cioè quello di annientare il popolo ebreo non solo fisicamente, ma annientarlo completamente, facendo piazza pulita di quella che è la loro cultura, che sottolineo è una cultura tra l'altro di gioia, è un qualche cosa che ha a che fare con la solarità e con la positività della vita. Tutto questo non deve accadere, ma i nostri ragazzi, le nuove generazioni devono sapere che devono essere sempre in prima linea per lottare contro l'antisemitismo, perché purtroppo è ancora una piaga contro cui dobbiamo combattere. Assassinati nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 1943.